abbiamo altri comuni dove le amministrazioni possono andare in continuità, come ad esempio Chiarano piuttosto che Vidor, e poi c'è la partita anche su Spresiano, dove immagino lì la possibilità di andare uniti sia un po' più complicata. La linea del Piave ora passa per Spresiano e a farlo intendere senza tanti giri di parole il segretario della Lega provinciale Dimitri Coin, che sembra così voler stoppare la corsa del sindaco uscente Marco Della Pietra, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, che ha già espresso più volte la sua volontà e disponibilità a ricandidarsi, stavolta per il terzo mandato consecutivo, possibilità concessa dal 2024 a tutti quei primi cittadini di comuni sotto i 15.000 abitanti. Per la politica trevigiana si prospetta un déjà vu. Della Pietra alle ultime amministrative si era presentato senza il carroccio, portando a casa una vittoria pesante. 5 anni sono passati e i conti evidentemente sono rimasti in sospeso, ma Spresiano non è l'eccezione nel centrodestra, che prepara la tornata di primavera con altri 6 comuni al voto. A Castelfranco la candidatura di Luca Pozzobon, cui sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, resta monca, non pervenuto il placet di Forza Italia, che punta al momento su Gianfranco Giovine. Ci si sta lavorando e quindi noi siamo fiduciosi che questo possa accadere. In fondo alle elezioni mancano ancora parecchi mesi e il margine per lavorare assolutamente c'è. Quindi c'è ancora questa possibilità di unire? Sì, assolutamente c'è questa possibilità. Poi altri comuni che vanno al voto, oltre a Castelfranco ce ne sono altri di importanti, perché sono 2 comuni che comunque come Castelfranco hanno visto il proprio primo cittadino venire eletto, che sono Ponte di Piave e Silea, dove sono concentrate appunto ancora le nostre attenzioni come centrodestra, per cercare di fornire un'offerta politica amministrativa ai cittadini di questi comuni che sia all'altezza di quanto questi meritano. Sullo sfondo, ma non più di tanto, nel 2027 c'è Conegliano, dove Fabio Chies, Forza Italia, governa praticamente da solo. Lo stesso Coin la chiama anomalia e già auspica compattezza. Quello che è importante è che comunque non ci sia una Forza Italia che dialoga magari con la sinistra, e che ci sia comunque disponibilità da parte di Lega e di Fratelli d'Italia di andare a ricostruire questo tipo di dialogo con Forza Italia, che ora governa comunque la città.